Oltre 100.000 ettari di bosco rasi al suolo, ponti distrutti, un centinaio di strade non percorribili. La montagna veneta è in ginocchio, ma questo non significa che non sia in grado di ripartire in tempi rapidi, con quell'eccellenza invidiata in tutto il mondo che sono le nostre piste da sci. Il presidente della regione Veneto, Zaia, non si stanca di ripeterlo. Non siamo abituati a piani stay. Noi l'8 dicembre abbiamo tutte le piste aperte. E così, mentre la macchina della solidarietà si è messa in moto con il conto corrente della regione, l'SMS e le donazioni come quella di 10.000 euro della Lega Pallavolo Serie A femminile, in queste ore drammatiche il governatore Zaia ricorda come l'importante sia non dimenticare la montagna veneta ed il modo più efficace per aiutarla è non smettere di frequentarla, programmando, non appena le strade saranno riaperte, una gita e soprattutto le vacanze invernali a partire dal Ponte dell'Immacolata. Le piste saranno tutte aperte, tutte fruibili e quindi sto parlando di comprensori come Arabba, sto parlando di Margaciapella, di Marmolada, di Civetta, del Cadore, di Padova nel Comelico e così via. Aiutare la montagna dunque incentivando la voce più importante dell'economia delle vallate bellunesi, il turismo. Il lavoro da fare è molto, 1 miliardo di euro i danni, servono moltissime risorse, ma gli imprenditori veneti non sono certo gente che si arrende, stanno lavorando alacremente per offrire l'ospitalità di sempre. Andare in montagna quest'inverno sarà un modo per dare loro una mano ed il Veneto si sta già rimboccando le maniche. A noi interessa in questa fase avere subito l'ordinanza di protezione civile che ci dia mano libera. Pensate che quei 100.000 ettari di bosco, se arriva la neve, diventeranno 100.000 ettari di rifiuti, perché andare a recuperarli in primavera, a maggio piuttosto che a giugno, quando la montagna sarà ancora praticabile, è un guaio perché non saranno molto probabilmente più valorizzabili come legname o come legname da trasformare.